Teresina era di 9 mesi, Eugenio stava sotto alle bandiere. Diede alla luce un bimbo ed una bimba, parevano 2 fiori di primavera. E Teresina stava a vedere e con un gran dispaccio glielo fece saper. Eugenio appena lesse quelle parole e scrisse a Teresina parole d'oro. Il figlio lo chiamerai per nome Tito e la figlia la chiamerai Giuseppina. Tienli da conto come la tua fedeltà, se non potrai allattarli la balia ci sarà. Teresina quando lesse queste parole disse: padre mio, voglio allattarli, voglio dar loro latte dal mio petto, così non potrò più dimenticarli. Sacrificandosi li allevò. Eugenio al reggimento di un'altra si innamorò. Si innamorò di una vecchia vedova, padrona quasi più di 2 milioni. Gli disse: Eugenio mio, se tu mi sposi, di tutto io dono ti farò. Quando saremo in Marsiglia lassù, per sempre sarai ricco e povero non sarai più. Venne suo cugino dalla Marsiglia e tutto raccontò a Teresina. Teresina venne ammalata, spedita quasi da tutti i dottori. Ti lascio mamma coi miei 2 figlioli per andare in cerca del mio traditor. E Teresina di buon mattino disse: padre mio, vado al lavoro. Prese dei denari e dei quattrini e poi si avviò alla stazione. Arriva il diretto che lei pigliò per andare in Marsiglia in cerca del traditor. Quando arrivata fu laggiù in Marsiglia, vide Eugenio con 2 signore. Una la teneva per ideale e l'altra se ne stava a lui vicino. E Teresina disse: e allora è così, ho vinto un traditore, tu finirai così. Cosa vuoi tu da me, donna mondana? Disse Eugenio con rabbia e furore. Teresina alzò la destra mano, prese lo stile e glielo infilzò nel cuore. E Teresina disse poi così: ora son contenta che ti ho fatto morire. Tutta la gente compiangerà di me, della mia gioventù così tradita. Mi lascio madre
con 2 figliuole per andare in Marsiglia a fare il ricco signore.